Buongiorno, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è il nostro gradito ospite Carlo Conti, che è psicoterapeuta di Aspic del Friuli Venezia Giulia. Facciamo un'analisi. Intanto buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Isabella. E facciamo un'analisi della situazione post-Covid, dal tuo osservatorio. Ecco, che cosa stai rilevando? Perché tanto c'è una sorta di disagio, no? Che non colpisce solamente i giovani che si sono ritrovati costretti, no? Per un lungo periodo di tempo, costretti in isolamento e quindi a non poter avere contatti con gli altri, ma anche nelle persone non più giovanissime. Che cosa sta succedendo? Perlomeno così, la tua sensazione? Ma la sensazione è proprio che in questi 3 anni ci siano state tutta una serie di difficoltà che poi hanno lavorato in modo importante dentro di noi, cambiandoci anche e facendo venire fuori, in alcuni casi mi viene da dire anche la nostra parte migliore, ma in altri casi anche accentuando alcune emozioni molto forti che io sto notando e che stiamo notando anche noi come professionisti di Aspic e che sono ad esempio la rabbia, la paura, la tristezza. Queste 3 emozioni e questo mix di queste 3 emozioni stanno lavorando secondo me profondamente sulle persone, portandole spesso anche ad una separazione e a un conflitto l'una con l'altra. Ecco, è più facile, no? Che ci siano magari delle risposte più pesanti in questo periodo Sì. rispetto al prima del Covid. Sì, perché credo sia proprio un Come una sorta di effetto. insofferenza, no? È una sorta di insofferenza, ma è l'effetto un po' che lo stress che arriva da situazioni le più disparate, che possono essere situazioni legate all'ambito lavorativo, che possono essere situazioni legate alla salute, alle difficoltà anche di tipo relazionali. Quindi diciamo che ognuno di noi è andato un po' diciamo si è dovuto confrontare con queste tematiche in questi 3 anni e tutto questo ha lasciato secondo me uno strascico di profondo stress dentro di noi. E quello che io noto, ripeto, in questo periodo è un aumentare di situazioni che stanno creando intanto un distacco. Già la nostra società secondo me non era più quella naturalmente di una volta che aveva una sua comunità vicina e quindi che aveva la possibilità anche di dare un aiuto, aiutarsi e aiutare anche gli altri, ma in questo momento vedo una maggiore separazione, una maggiore difficoltà nel mettersi insieme. Quindi già prima partiamo già da Sì, una situazione che non era delle più felici sì. e quindi ci mettiamo in mezzo anche le ulteriori difficoltà, il quadro non è, cioè, va ridipinto in Sì, un il certo quadro modo, non è no? roseo. In No. realtà tutte le crisi, quando arrivano, portano anche delle opportunità e quindi delle cose anche positive, per cui dobbiamo non soltanto vedere il negativo di quello che sta succedendo, ma dobbiamo cercare anche di prendere, come dire, la parte sana, ecco, di quello che sta arrivando, proprio per cercare di andare a ricostruire una società che può essere intanto più a misura nostra e sicuramente anche una società che sia anche un po' in linea con i tempi, perché poi anche questo secondo me è molto importante. E Aspic, ci tengo questo a dirlo, è da sempre uno dei punti di riferimento, soprattutto per quanto riguarda la psicologia di comunità, in quello che è il territorio. Noi abbiamo proprio questo mandato anche da parte dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. E quindi adesso voi state organizzando perché ci sono dei gruppi, no? Dei gruppi di mutuo aiuto in sostanza. Sì. Ed eravate partiti con 4 gruppi e adesso sono cresciuti. Sì, siamo partiti in realtà con un gruppo di Il automutuo primo, no? aiuto Di che è automutuo stato aiuto. il primo sulla fiducia e autostima, che oramai è
da tanti anni che è presente. Poi abbiamo avuto per diversi anni 3 gruppi di automutuo aiuto e in questi ultimi 2 anni diciamo che un po' la famiglia dei gruppi AMA è cresciuta e in questo momento abbiamo 6 gruppi AMA e stiamo cercando di far partire un 7° gruppo che non a caso da una parte è difficile da far partire perché va a toccare una tematica molto delicata e dall'altra credo che sia proprio una delle tematiche centrali in questo momento, e cioè la solitudine, quindi un gruppo AMA che lavori proprio sulla solitudine. Ecco, come lavorano, come operano questi gruppi AMA? I gruppi AMA sono gruppi alla pari, quindi ci sono all'interno, non ci sono figure professionali specifiche, quindi non c'è un terapeuta, c'è soltanto una figura di riferimento che è il facilitatore, che ha delle nozioni di base di come si conduce un gruppo. L'idea di fondo nasce un po', affonda un po' le sue radici in quelli che erano i gruppi di alcolisti anonimi, quindi nati negli anni 30. Lo spirito diciamo che è un po' lo stesso, quello di condividere insieme una tematica, perché questo porta un beneficio molto molto importante. Intanto la condivisione della propria problematica, il non sentirsi da soli e sentirsi compresi, perché nel momento in cui io mi ritrovo all'interno di un gruppo AMA con persone che condividono con me quella stessa tematica, diciamo che già questo dà un grande conforto, perché molto spesso ci ritroviamo a vivere nella vita di tutti i giorni delle difficoltà e a non sentirci compresi dalle persone che ci sono vicine. Però l'importante è riuscire ad aprirsi, perché non è molto facile, dopo un periodo, no, di chiusura, riuscire a confrontarsi anche con gli altri, parlare delle proprie problematiche davanti ad altri. Già prima era difficile, adesso lo è ancora di più. Infatti Isabella, la cosa secondo me molto importante è una cosa che fa proprio Aspic, cioè fare un colloquio iniziale con le persone che vogliono entrare all'interno dei nostri gruppi, proprio per comprendere se è quella la strada giusta, perché in Aspic ci sono tante possibilità diverse e quindi nel momento in cui la persona, diciamo che chi fa il colloquio si rende conto che la persona è più adatta a fare un altro tipo di percorso, naturalmente le viene consigliato di approcciare la sua difficoltà in un altro modo. Perché è più facile, no, riunirsi Assolutamente. per, che ne so, andare a fare una gita, andare a fare un Certo. viaggio, andare a teatro, andare a cinema. Allora lì è già più facile perché no, ci si riunisce Sì. per divertirsi, è già diverso, ma riuscire ad aprirsi di fronte ad altri è una grande conquista. Io penso che a monte ci sia la necessità di un grande lavoro, no? Soprattutto per persone che sono più chiuse. Sì, c'è la necessità anche davvero di trovare... Poi bisogna avere fiducia in una persona, no? Per riuscire ad aprirsi, assolutamente. raccontarsi. Bisogna trovare la fiducia proprio nel gruppo e il facilitatore ha anche un po' questo come obiettivo, cioè quello di aiutare e di supportare tutti a esprimere un po', a raccontare quella che è la loro storia. All'interno di un gruppo AMA si è attivi, però si può anche scegliere di, se io in quella serata non mi sento di voler espormi in prima persona, posso anche partecipare ascoltando un po' le storie degli altri, e anche questo può essere molto utile perché ognuno prende un po' il modello degli altri, no? Quindi riesce ad ascoltare e a prendere spunto dalle storie degli altri. E poi si creano anche delle bellissime amicizie spesso e c'è, come dicevi anche tu prima, la possibilità anche di fare altro. Il gruppo AMA spesso crea un'unione all'interno del gruppo che spesso si ritrovano anche fuori per andare a mangiare una pizza o anche per uscire insieme. Che questa è la cosa più facile. Certo. Questa è la cosa più facile, no? Riuscire a trovare delle persone con cui andare a condividere dei momenti piacevoli.
E vi dedicate anche alla povertà educativa in generale, no? Sul territorio. Sì, ci sono tanti progetti, soprattutto che stiamo immaginando proprio per il 2023 in modo particolare, che vanno a lavorare sulla povertà educativa, quindi lavorare un po' con i ragazzi, proprio perché, come dicevamo anche all'inizio, questi 3 anni e quindi il Covid ha creato tante difficoltà un po', mi viene da dire, un po' in tutte le fasce di età, ma sicuramente i giovani sono stati tanto colpiti da questi 3 anni che abbiamo vissuto. E quindi l'idea è proprio quella di ripartire un po' anche dai ragazzi con attività che possano essere di supporto ai ragazzi. E lavorare sulle emozioni credo che sia uno dei punti più importanti da cui partire. E quindi sul territorio trovate riscontri, risposte, anche le comunità, anche i comuni vi chiedono, no? Di avere dei supporti. Non è sempre facile, naturalmente, non è sempre facile trovare il supporto, soprattutto la partecipazione, mi viene da dire, da parte dei ragazzi, perché in realtà i comuni sono sensibili a queste tematiche. Sì. Noi abbiamo fatto diverse serate gratuite, aperte alla cittadinanza in vari comuni diversi, soprattutto della provincia di Udine, penso a Pagnacco, Magliano, Talmassons, Pasian di Prato, Campoformido. Abbiamo fatto diverse serate proprio per sensibilizzare su queste tematiche, per aiutare i genitori, quindi sulla genitorialità, e poi anche per riuscire ad entrare in contatto con i giovani e quindi entrare maggiormente in contatto sia con gli adolescenti che con i bambini. Entrare in punta di piedi, no? Sì, sì, assolutamente sì, entrare in punta di piedi da una parte, avendo diciamo 2 punti di riferimento, da una parte le regole, perché le regole sono molto importanti, però dall'altra anche il cuore e l'amore e il supporto, l'ascolto nei confronti dei ragazzi, che è assolutamente fondamentale. Bene, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, non posso fare altro che salutare e ringraziare per la sua partecipazione Carlo Conti, che ricordiamo essere psicoterapeuta all'ASPIC dell'ASPIC Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere stato con noi, grazie per averci Isabella. seguito e noi ci vediamo alla prossima puntata con la rubrica Family, Salute e Benessere. In onda, lo ricordo, ogni martedì e giovedì in prima battuta alle 13:15. Arrivederci.